Grazie a Mariella Milani, la nota giornalista di moda, e all'associazione CNA Federmoda Regionale Veneto, oggi siamo riusciti a far iniziare un nuovo progetto che abbiamo chiamato iTalents, cioè la capacità degli artigiani di produrre assieme alla grande capacità di Mariella Milani di divulgare e raccontare quello che noi siamo in grado di fare. Sono sempre più convinta che l'artigianato, ovvero il bello e ben fatto realmente made in Italy, sia il petrolio di questo paese, che sia una delle voci principali per il rilancio di questo nostro meraviglioso paese. E quindi ho deciso di lanciare la mia ultima sfida professionale dopo 34 anni di RAI, dove ho raccontato la grande moda partendo proprio dagli artigiani, da coloro che manualmente in qualche modo possono essere il futuro di questo paese, il futuro dell'Italia. Preziosità che potresti venderti bellissime. L'artigianato per oggi è cambiato. Artigianato vuol dire tradizione ma anche tecnologia, vuol dire essere al passo con i tempi, vuol dire coniugare la capacità di raccontare un prodotto attraverso quello che viene definito lo storytelling, comunicare in modo etico, trasparente. Ho deciso di nuovo di riprendere in mano la mia creatività. La condivisione, uniti si vince, avanti tutta. Queste sono le parole che io uso per lanciare iTalents, che è un portale di ultima generazione che per me rappresenta una vetrina e la possibilità di far emergere tutto il bello che abbiamo in Italia e che va esportato in tutto il mondo.